Continua lo svolgimento del programma previsto per l'edizione del Mandorlo in Fiore. Ieri sera è stata la volta della fiaccolata, spostata quest'anno nel giorno di venerdì e non come tradizione comanda il mercoledì, cosa che in molti sconoscevano, per via anche della carente campagna pubblicitaria che quest'anno è stata fatta dagli organizzatori per mancanza di risorse, anche se si è preferito finanziare qualche spettacolo in più invece che investire nella promozione, con la possibilità anche di non fare vedere alla gente gli spettacoli da casa e fuori città. La fiaccolata, iniziata con qualche buona mezz'ora di ritardo, ha avuto il via con il saluto del sindaco di Agrigento, che ha ribadito come la nostra città sia la capitale delle accoglienze e dell'integrazione, cosa detta anche nella mattinata di ieri nel tradizionale saluto in prefettura dal prefetto Maria Rita Cocciufa nello scambio di doni con i rappresentanti dei gruppi folk. La sfilata è arrivata fino in fondo al Viale della Vittoria, le fiaccole sono state accese da Piazza Vittorio Emanuele in poi per motivi di sicurezza. Lo spettacolo comunque della fiaccolata riempie sempre di gioia e allegria chi la fa e che anche chi l'assiste. Le musiche accompagnate dai balli tradizionali fanno della festa sempre un richiamo forte per tutti. La manifestazione proseguirà nella mattinata di oggi con la passeggiata della pace e della fraternità alla Valle dei Templi, al Pala Congressi, un evento organizzato dalla CNA sull'eccellenza nei territori e il saper fare dei maestri nel territorio, e fino alle 24 il Food Village in piazza Marconi, spettacoli in piazza Capurri, al Pala Congressi stasera 2 edizioni, una alle 15:30 e le altre alle ore 21 del Festival Internazionale del Folklore, dove si esibiranno i gruppi che partecipano alla Kermesse. Domani ci sarà la sfilata in via Atenea fino ad arrivare in piazza Capurre, spettacolo finale per l'assegnazione del Tempio d'Oro alla Valle dei Templi di Agrigento, dove per la prima volta in assoluto chi vorrà vedere lo spettacolo dovrà pagare il biglietto di 5 euro e solo in 5.000 se lo potranno godere. Nessuna diretta televisiva sarà prevista per la finale di domani al Tempio. Uno dei momenti emotivamente più forti e suggestivi della festa del Mandorlo in Fiore, la fiaccolata dell'amicizia. È arrivato il giorno della fiaccolata, se vi ricordate era il mercoledì gli altri anni, ora l'abbiamo spostato il venerdì per far sì che anche un gran numero di turisti possano anche parteciparvi. È una fiaccolata simbolo di pace, di amicizia, di amore, parte da Agrigento quindi questo messaggio collettivo che deve arrivare in tutti gli angoli del mondo, un messaggio di pace. Agrigento città di cultura, Agrigento città di pace, Agrigento città di storia. Per domenica ci sono delle regole chiare da rispettare, ha qualcosa da dire al pubblico? No, beh, al pubblico naturalmente è quello di rispettare, ecco, tutte le regole, la prevenzione è fondamentale, noi ce la stiamo mettendo tutta, l'organizzazione è perfetta, peraltro anche i gruppi sono già ben organizzati, sono stati informati di come si deve svolgere la festa e poi alla fine il clou ci sarà sotto il Tempio della Concordia, sotto uno scenario meraviglioso.